Come vi anticipavo, questa mattina noi abbiamo avuto un'ultima riunione della Task Force in collegamento ovviamente nazionale con il commissario Borrelli, il ministro Speranza, poi questa mattina ho parlato anche con il Premier Conte, ieri ci sono state più interlocuzioni, ieri per avere delle linee guida e sono state appunto emanate con il decreto. Oggi con la possibilità di fare un'ordinanza. Annunciamo che l'ordinanza è firmata, poi la divulgheremo, un'ordinanza che dà sostanzialmente, ve la spiego per sommi capi, la chiusura e l'interdizione di tutte le manifestazioni che prevedono aggregazioni di persone, che si vanno da quelle grandi manifestazioni che sono il carnevale in giù, gli eventi sportivi, ludici, su suoli privati e anche su suoli pubblici. Tutte le forme di aggregazione, e l'ordinanza prevede anche disinfezione dei treni regionali e non, e quindi anche qui parleremo con Trenitalia, ne abbiamo parlato questa mattina. È un'ordinanza che a 360 gradi ovviamente porta anche la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado fino al primo di maggio compreso, il primo di marzo compreso. E poi nei dettagli ve la diffonderemo, ci sono anche alcune norme e raccomandazioni che chiediamo ai cittadini comportamentali, quelli di lavarsi spesso le mani, il tema di avere rapporti con le persone a distanza diciamo non ravvicinata, il che vuol dire il tema dei colloqui da non farsi naso con naso per capirci, evitare appunto ogni forma di contatto, il che non vuol dire allarmismo, vuol dire avere delle buone pratiche. Chiediamo la comprensione e la collaborazione di tutti i cittadini, non è un momento facile, però è pur vero che con questi dati che abbiamo oggi possiamo ancora sperare di circoscrivere veramente il contagio che oggi è definito in 25 casi in questo momento in cui vi sto parlando. Ne ho parlato peraltro anche col collega Bonaccini stamattina, con Fontana, con i colleghi tutti, insomma, nel senso che ci siamo confrontati con il collega Cirio del Piemonte, anche loro stanno emanando un'ordinanza sulla falsariga del Veneto, un'ordinanza che è a doppia firma del ministro Speranza, col quale siamo confrontati moltissimo in queste ore, e ovviamente la mia. Sul paziente zero, ipotetico paziente zero, non ci sono ancora novità. No, non abbiamo novità, peraltro abbiamo i due casi di Venezia e città storica che ci preoccupano non poco, perché sono pazienti che non hanno nessuna storia clinica e sociale riferita alla comunità cinese o da persone che vengono da zone infette, anche lì stiamo ricostruendo la storia. Per quanto riguarda l'efficacia dell'ordinanza, ovviamente le manifestazioni in corso vanno ad esaurimento per evitare problemi di ordine pubblico. Mi sembra logico che la piazza di Cento a Ferrara piuttosto che da San Marco a Venezia, se andasse lì qualcuno a quest'ora, magari avrebbero qualche difficoltà a sgombrarla. Dallo sgombro delle ultime piazze che si saranno riempite oggi si va ovviamente all'assenza totale di qualsiasi forma di manifestazione, fiere comprese, e tutte le forme di aggregazione pubbliche o private fino al primo di marzo compreso, dopodiché l'ordinanza, se sarà necessario, verrà reiterata. Che a Venezia ci sono limitazioni, visti i due casi. Venezia rientra nel protocollo previsto, cerchi concentrici, ricerca dei contagiati, ovviamente anche qui ai cittadini di Vo, noi abbiamo voluto con forza dare la possibilità anche a loro di fare i test, però è pur vero che le linee guida ci dicono che prima di fare i test di massa è bene farli al cerchio concentrico sul contagiato, perché siamo molto più efficaci e evitiamo eventualmente la diffusione ovviamente del virus. Basti pensare che su Mira abbiamo 3 contagiati, i 3 lavoratori su dolo, però nei centri concentrici familiari a tutt'oggi non sono contagiati, questo ci fa ben sperare. Guardiamo il futuro con positività, perché come ripeto anche questo problema verrà risolto, cerchiamo di uscirne bene e non uscirne con le ossa rotte, e capisco che il provvedimento che ho adottato in comune accordo con il Ministro su mia proposta, e adesso verrà adottato anche dalle altre regioni, è un provvedimento duro, ma non possiamo permetterci nulla. Peraltro mi sono dimenticato di dirvi, saranno chiusi anche i musei e quant'altro. Quindi immaginate che l'indicazione che diamo ai cittadini è quella di evitare le aggregazioni, insomma un sacrificio che è un investimento per la salute di tutti. A noi sta a cuore la salute dei veneti e lavoriamo solo per quello. Presidente, può ribadire per cortesia le scuole e poi ha detto le fiere, anche i mercati cittadini? Sì, tutto quello che sono aggregazioni private o pubbliche per finalità ludiche, sportive o altre finalità vanno in questa direzione, evitare le aggregazioni. Soprattutto sappiamo che abbiamo una fascia di popolazione, in particolar modo le persone anziane, se debilitate ancora in maggior
a maggior ragione che possono avere difficoltà e quindi evitiamo di avere problemi. Fino Da al 1 primo marzo operativo compreso. questo provvedimento. È operativo da subito, ovviamente entrerà a pieno regime, immagino dalla fine giornata di oggi, mezzanotte, diciamo a domani in piena operatività. Lo divulgheremo questa mattina, ne ho parlato col sindaco Brugnaro, e lo divulgheremo via PEC ufficialmente a tutte le prefetture del Veneto, ai comuni del Veneto, e approfitto della vostra collaborazione, del vostro fondamentale aiuto che ci state dando in questi giorni per farne una divulgazione anche ai cittadini. Niente panico, sappiamo che abbiamo adottato misure drastiche, le abbiamo volute adottare, come si dice, se diciamo che abbiamo usato gli strumenti che si utilizzerebbero per problemi molto più importanti, però vogliamo prevenire piuttosto che curare. Avete potenziato la disponibilità dei medici di famiglia? E i medici di famiglia sono dentro anche nel decreto, nell'ordinanza di ieri, firmata col ministro Speranza. I medici di famiglia hanno assolutamente garantito la loro collaborazione, perché questo ci permette di avere un triage quantomeno telefonico, se decidono di averlo telefonico, quindi un'interlocuzione telefonica con i pazienti. Conoscono la storia personale dei pazienti, perché se un paziente recidivante con le bronchiti tutti gli inverni, sanno benissimo di cosa si tratta. Se questo si presenta al pronto soccorso, il medico pronto soccorso parte da zero. Quindi i medici di famiglia sono stati eccezionali, sono l'anello fondamentale di questa catena in questo momento, e poi la collaborazione verrà ancora più coordinata. Il ministro so che ne sta parlando anche lui, ho parlato anch'io con alcuni esponenti dei medici di famiglia. Si va avanti, insomma bisogna far squadra. Considerate che la nostra macchina è dimensionata bene, abbiamo 54.000 dipendenti, almeno 8.500 medici, però siamo dimensionati per la cura di 5 milioni di veneti, anche con, diciamo, dei picchi influenzali importanti, tanto è vero che al momento stiamo tenendo. Siamo in difficoltà sul fronte dei test, perché il test ha necessità di operatori qualificati, non di chiunque, e poi ha un periodo di attesa di 3 ore, quindi, e poi c'è il tema della lettura. Non è che il test è uno sticker, tu dai te lo metti in bocca, esce e ti dà il colore. Magari fosse così, allora potremmo farlo tutti. Anche oggi sarà una giornata di riunione permanente. Guardi, io ho eletto ormai come domicilio qui, mi sa che mi farò anche la residenza, però è bene così, e questa è purtroppo la vicenda più grave che mi sono trovato ad affrontare. Io ho 4 commissariamenti sulle spalle, c'ho Vaia, i boschi, c'ho l'alluvione del 2010 con 10.040 famiglie alluvionate, c'ho il terremoto dell'Emilia Romagna che ha colpito parte del Polesine e altre inondazioni, altri cataclismi, però questa è una partita assolutamente la peggiore che tocca al Veneto, penso nella storia del Veneto. Senta, l'asse del contagio in Lombardia, Veneto, no? Soprattutto si sta cercando di capire quale possa essere. C'è chi parla della coppia appunto di cinesi che da Malpensa poi sono stati passati per Verona, Venezia e poi sono speranzati. Ma guardi, capiamoci subito, evitiamo di avere i complottisti, avere tutti gli esperti di tutto che magari non hanno neanche mai aperto un libro per studiare un virus. La verità è che noi abbiamo dei tecnici validi, ce li abbiamo a livello regionale e a livello nazionale. Si sta studiando il fenomeno, che non è un fenomeno facile. C'è l'Organizzazione Mondiale della Sanità che si sta occupando di questo. Siamo sul pezzo e abbiamo capito che rispetto ad alcuni fatti non c'è nessun nesso logico. Pensate al paziente di Mira rispetto ai pazienti di Vo, piuttosto che i 2 pazienti di Venezia di questa notte, che non hanno nessun legame con quelli di Vo e di quelli di Mira. Detto questo, il paziente zero noi lo stiamo sempre cercando, perché ci interessa capire quale sia la qualità di questa infezione. Purtroppo non è vero che le altre regioni sono indenni, perché Cirio in Piemonte comincia ad avere 5 o 6 casi, non me lo ricordo più, 7 casi, sentivo, se non ricordo male, ne parlavo con Stefano Bonaccini, in Emilia Romagna, e così nelle altre regioni, il Piemonte, insomma noi. C'è anche da dire che di prassi l'anziano problematico con la polmonite, se ha difficoltà o perde la vita, di prassi non c'era mai stata nessuna indicazione di fare un test per il coronavirus. Adesso abbiamo capito che, al di là delle indicazioni dell'OMS, noi come Veneto abbiamo scelto di fare i test addirittura agli ingressi degli ospedali quando arrivano situazioni complicate, di influenze complicate, e quindi li testiamo già subito in maniera tale da capire cosa sia. Tutti questi provvedimenti, dalle scuole ai musei, riguardano tutto il Veneto, cioè da Belluno Sì, a Rovigo. guardi, allora noi abbiamo potestà sul Veneto, e nei confini del Veneto si fa questo.
non piacerà, capisco che creerà un sacco di disagi e un presidente di regione non vorrebbe mai firmare un provvedimento come questo, è l'ultimo dei provvedimenti che vuoi firmare, però non ci sono alternative. Io non mi posso permettere che ci sia qualcuno che possa pensare che non abbiamo tentato l'impossibile. Mi spiace che ci sia qualcuno, ovviamente sempre i soliti leoni da tastiera, che dicono ma magari diranno no, dicono ma lo fanno oggi, non 3 giorni fa. Non si poteva fare perché non c'era veste giuridica e bisogna ovviamente interloquire con un governo che ha le scuole, bisogna interloquire con un governo che ha i trasporti pubblici, pensate agli aerei, pensate ai treni e fra l'altro abbiamo previsto la disinfezione di tutti i mezzi pubblici, anche quelli acqui, per cui ci saranno dei disagi e i disagi ce li abbiamo tutti, per primi ce li hanno i cittadini che comunque vedono sconvolta la loro vita. Un sacrificio ma è anche un investimento per la qualità e la salute. L'incontro con i direttori generali di tutte le ULSS è confermato alle 14? Sì, li ho convocati qui sapendo già da ieri che facevamo questa ordinanza in bozza già da almeno 24 ore. Le condizioni dei 25 casi? L'assessore, le condizioni dei 25 casi. Ma in 25 casi noi oggi abbiamo 8 casi in malattie infettive a Padova e poi 2 casi in terapia intensiva a Padova e 2 casi in terapia intensiva a Venezia. Chiaramente quelli in terapia intensiva sono quelli più gravi oggi e sono tutte persone anche anziane, quelli di Venezia poi sono 88 anni, mi sembra 88-87 anni, quindi persone anche anziane con quadri clinici già compromessi, insomma, per l'età. Se considerate un'ultima cosa per favore, e considerate che noi ci siamo attivati da subito e una dimostrazione ve la dà l'assessore Bottaccin, che è l'assessore alla protezione civile. Vi ricordo che noi siamo gli unici ad avere addirittura le tende già installate da 48 ore, se abbiamo 2 numeri sulle tende allo Schiavonia. Le tende sono state installate da ieri l'altro sera, abbiamo la possibilità di ospitare, sono tende riscaldate ovviamente con tutti i servizi e possiamo ospitare 96 persone. Ok. Grazie ragazzi, buon lavoro. Dopo vi diamo anche il test. Grazie.